Del fronte friulano. Restiamo in tema per quanto riguarda il lavoro, in questo caso però l'industria, l'aspetto più a 360 gradi, no? Ma diciamo che vorrei sviluppare qualcosa sul discorso Industria 4, l'ultimo lancio di questo governo, diciamo. L'Industria 4, per chi non lo sapesse, prevede investimenti da 10 miliardi nel 2017, 11,3 nel 2017-2020 e 2,6 miliardi per stage e formazione. Diciamo che questo sistema di investimento dovrebbe venire gestito assieme a delle università. L'università che fa sinergia con l'impresa, con gli investimenti pubblici. Purtroppo il sistema prevede una sovrastruttura sopra le università, ossia non c'è la competizione classica che arriva, che potremmo copiare dagli Stati Uniti, dove ogni università cerca di accaparrarsi i migliori progetti, sviluppare delle brevettualità nuove e quindi acquisire maggiori finanziamenti. No, qui si parla di costruire una sovrastruttura con università friulane, triestine e naturalmente venete, quindi maggiori poltrone, maggiori dispersioni forse di sistema. Cioè lei dice giustamente, il progetto è sì, va bene fare squadra, creare, però c'è il rischio che si crei posti di lavoro per gli amici degli amici e tutto vada a taraluce e vino, questa è la sintesi, no? Ma diciamo che l'obiettivo può essere, io spero non sia vero quello che pensiamo magari, no? Però, ma sa, il giornalista deve dirlo, insomma. Ecco, diciamo che c'è l'idea di robotizzare e digitalizzare le imprese. Bisogna dire anche questo, che ci sono state delle imprese che sono già corse dietro e sono anche avanzate a livello di digitalizzazione e robotizzazione. Imprese che invece sono indietro di 15 anni, quindi anche lì il finanziamento andrebbe un po' gestito da chi lo merita, non a tappeto come si intende fare. Naturalmente bisogna tener conto che di questo, che il dato certo è che la robotizzazione comporterà minori posti di lavoro, quindi dimentichiamoci i posti di lavoro che ci sono stati promessi e non pensiamo con questo di riuscire a fare concorrenza a Cina o a paesi sottosviluppati. E per concludere, la cosa importante è che la robotizzazione produce, non ha bisogno di sindacati, non chiede soprattutto permessi e non si ammala. Questa è la realtà. Questo è certamente. Bisogna essere chiari e trasparenti, senza raccontarci sempre le solite barzellette. Grazie a Rino Specogna per il suo intervento, grazie a voi gentili amici e amiche della Visione all'ascolto. Dopo il break l'informazione